La formazione la nostra la sapevamo. Spalletti ha messo 5.000 centrocampisti, giustamente. Vediamo questi falsi miti. Calma, bravo Elmas. Vai Neres. C'è. Ah, bravo Højlund. La ripresa. Con Seisao, alziamoci, non cominciamo. Io voglio una partita di pallone, se poi... Bello Locatelli. Chi ci va su Locatelli? Perché non ci sta né McTominay né Elmas? Voglio capire. Devo capire. Lo capiamo dopo. Vai Neres. No. Ah, perché deve seguire... McTominay deve seguire McKennie. Però vedi Elmas che dice chi ci va? Vai tu. C'è un momento, bisogna capire. Le fasi di studio. È buono. E McTominay! Mica male, Sarebbe stato mica male. Bravo Højlund. Neres, fumatelo, tanto è Coppa Mai. Bravo! Højlund! Giù le mani da Højlund! Giù le mani da Højlund! Eccolo qua! Højlund. I know I shouldn't do this, but... Calma. Guarda come si vogliono bene, guarda come indica Neres, è bellissima questa nuova bromance. Vai! Continuiamo io che a centrocampo è un macello, perché Thuram, Locatelli, McKennie, noi ne teniamo due, qualcuno deve scalare a turno perché se Buongiorno sta con Seisao, ho visto Rachmani bene o male su Yildiz, c'è Beukema molto libero che dovrebbe andare. Beukema deve fare un po' il terzino con Di Lorenzo che si mette al centro. Godiamocelo. Guarda lo stadio come si scala. Si può sentire allora il San Paolo. Bravo McTominay. Mamma mia che bello. Guarda Elmas come se ne va. Mamma mia che bellezza. Trattenuta. Ecco, quindi guarda Beukema deve salire su Thuram. Guarda 10 minuti. 10 e 16. Guardatevi Beukema che deve salire su Thuram. A centrocampo è un macello. Vai Lang. Vedi, ce ne sono due, ne scarti due. Prima McKennie e poi di nuovo McKennie. Quasi. Dai, calma. Mamma mia, guarda che intensità in poco fazzoletto. Rachmani sale su Yildiz. C'è un sacco di doppio lavoro. Conte deve chiamarli 1 a 1. Bravi. Vai. 4 contro 4. Muoviti Lang. Muoviti. Provaci. Di Lore. Che merdata di passaggio è. Bravo. Tutto di prima. McTominay, Neres e Højlund. Si stanno divertendo, ecco! Lo schema tale e quale. Stavolta anticipato di Gregorio. Può essere pure che nelle idee di Conte non ci sono gli accoppiamenti feroci. Palla Locatelli lo lasci fare e ti abbassi un attimo, aspetti. Che voi pensate che solo Spalletti può scompaginare? Anche Conte può scompaginare. Era fuori gioco un anno fa, ma va bene. Bravo Oliver. Lang ti hanno scarpesiato sicuramente. Non ce lo fanno rivedere. Bravo Olivera. La pezza. Ci ha messo la pezza perché McTominay era stato saltato netto. Ok, ora vedo McTominay su Locatelli. Voglio capire se hanno cambiato. Bravo Lang. Qui il dato sui recuperi. Marinozzi. Schema. Eccolo. Mamma mia, chi era il capitano? Abbiamo studiato gli schemetti. Vedi? E poi sul secondo palo. Bravo Rachmani. Extra frontman come fa sui football. Højlund, bellissimo. Mamma mia, Lukaku. Vai Pocio. Di Lore, ma perché solo con Politano la dai? Ma perché? Se ne va proprio facile Neres. Bravo Pocio, bravo. Bravissimo, mettila bene. Sì, no, buongiorno. Non ti fa. Non fare fallo. Accompagna, c'è tempo. Bravo. Me li devo scrivere questi tiracci. No.
Spalletti, calma, che ti viene una cosa. Calma. Poi perché l'1 contro 1? Vai, Rachmani. Bravo, McTominay. Wow! La penna, ma veramente? Se ne stava andando da solo, Lang, fermi il gioco, aiutatemi! E manco lo ammonisci, capite? Che la dirà, almeno lo ammonisci. Se ne andava da solo, mamma mia, scandalissimo! Non voglio, ci posso pensare. Elmas, attento. C'è il fallo di Buongiorno qua. E però non devi dare la munizione qua. Non puoi dare la munizione qua. Scandalo già. Dobbiamo riequilibrare, la penna. Bella palla Yildiz. Mamma mia che si è mangiato Kelly. Fuori gioco. Non mi scrivo niente. Non va nei tabellini. Che palla che era Yildiz. Bellissima. Sai Noah, metti una bella palla. E beh. Che è successo? C'è qualcuno che sta morendo, che si sono allacciati. Di Lore, piano, calma. Vedi, bravi. Olivera, pure tu. Bravo, Olivera. Bravo, raccomando. Bravo, Neres. Morbido, troppo. Bravo, Lang. Altro pallone toccato e recuperato da Lang. Bravo. Occhio. Bravo, Lang. Bravo, Neres. Ma papi. Palla per Lang un poco lunga. Sì, palla alta su Conceição è un'ottima idea. Ve lo consiglio. Il discorso di Thuram, Beukema vale anche al contrario. Beukema sta sempre molto libero, quindi si parte da lì. Se il Napoli tiene di più il pallone, può essere un vantaggio. Di Lore. Bravi. Bravi. Olivera, altro intercetto. Bene. Che centrocampista serio, che è diventato McTominay, sta là. Compitino, quantità. Ma questo sopra al tallone di Neres con la gamba a martello, come può non essere giallo, signor La Penna? Come può non essere giallo se hai dato il giallo a Buongiorno? Queste cose non si possono sopportare, lo capite, no? È la stessa partita, è lo stesso arbitro. Secondo va. Eccolo! Mannaggia, Mac testa di nuovo. Signori, i like per una partita serissima. Ma vediamo come va a finire. Però partita veramente molto seria. Bravi. Grazie a tutti. Allora, no, va bene. No. Finito. Grazie. Dai! Tra Sud David. Quindi mo sta cambiato da loro a sinistra. Immagino McKennie a destra. Bravo Elmas, bravo Neres, bravo McTominay. Vai Højlund, vai, provaci. Maron. Che parata fatta chist, Maron. Bravo Elmas, mamma mia. Se l'ha pigliato pure una Davot. Neres, no, troppo lezioso così, tacco inutile là. Non mi è piaciuto, bravo Beukema. Dai, ma poi conto che dice che siamo bellini. Bravo Olivera. Vai Neres, così. Bravo, guarda McTominay. Højlund. Mamma mia, brutto fallo, Calu. Finalmente. Mamma mia, guagliù, ma questo è ma non si può entrare così sulle caviglie, ma veramente. VAR. Andiamo al VAR immediatamente, che qua è più che arancione. Vai a controllare. No? Ci ha spezzato a capire, forse non avete capito. Mamma mia, ma più di questo che deve fare uno per essere espulso? Ma veramente? Ma non controlliamo. McTominay di potenza, Elmas col giro. McTominay! Ha girato pochino. Poi comunque scandalissimo, mamma mia. Qui capisco i tifosi della Juve con Locatelli, sbaglia tanti passaggi facili, proprio tanti. Vai Lang! Attenzione Yildiz! Che bravo che è!
No, io è uno scandalo vero e proprio, Stare pareggiando questa partita in questo momento è uno scandalo insopportabile. Non mi è piaciuto il movimento che ha fatto Oliveira, che è andato forte su Conceição, era in ritardo, dovevi rimanere su McKennie, lo voglio rivedere. Poi c'è questa la scivolata di Locatelli secondo me sulla palla. Lo scandalo è che devono stare in 10. Poi sta palla è forse anche parabile, però che scandalo assoluto. Ah! Stiamo migliorando sui calci piazzati. Lo stadio ha visto il fallo di mano, i giocatori no. Vi prego, non vi demoralizzate voi, perché questa è una squadraccia, dai. Tanto è forte Ildiz, c'hanno solo quello. Metti Spina. Bravo Neres, se ne va sempre, sempre. Qualcuno deve seguire però. Bravo Lang. Dai Oliveira, dai. Ah, Neres, no. Bravo Neres. Vai, mettilo bene. Bravo Elmas. Dai Lang, dai, tosto. Occhio, Spina. Manco un calcio d'angolo elementare. No, mi sto facendo un po' demoralizzare dal tutto. Non va bene, siamo più forti, non va bene. Dai, occhio McTominay, occhio in mezzo a due. No. Vai Spina. Eccolo. L'ha perso. McTominay, alzala. Vai Lang. Eccolo. Sì. E adesso si svegliano tutti. Højlund. Non ce l'ho la tazza di Højlund. Doppietta? Guagliù. Dai, perché era il minimo. Non lo so che significa, ma baci. Fammi rivedere. Bravo Di Lorenzo qua. Neres la mette, qua l'anticipo. E quindi non è nemmeno che assist di McKennie. La vorrei dare a Lang, ma è McKennie. Però sgonfiate questo pallone. Così deve essere il pallone. Sgonfio. Così. Sgonfiatelo. Neres Polità, immagino. Bravo Neres. Come si è svegliato il pubblico. Signori, il pubblico dovrebbe fare un altro mestiere. Tutto questo va fatto quando siamo in difficoltà, non quando segniamo. Piano. Piglia Polità. Cominciamo quasi. Però cominciamo. No, ma bravo Beuk, ma bella partita. Vai Matteo, ha fatto il movimento Oil. Matteo! Mi far dire cose estreme. Aia Zegrova. Polità! E so 3! Bello Kostic. Beuk, ma piano. Bravo Spina, vai Lang. Vai Højlund, ti ha seguito, bravo. Ti vede, ti ha visto. Ma io mi vado a trasì Juan Jesus, tipo per buongiorno, per un altro, perché ho gli ammoniti o comunque gente fresca, lo stesso Vergara. Vai Lang, non ti fa Zegrov non è nessuno, non ti fa. Bravo McTominay. Milinkovic Savic. Vabbè, quindi non l'hai voluto mettere a Juan Jesus, va bene. Vergara per Lang ci sta. Bravo Vergara! Elmas sta in affanno. Bravo Vergara ancora! McTominay sta in affanno. Ci vuole una da Vergara. Fuori. McTominay. Finito l'affanno. Bravo Spina. Si è pigliato un fallo furbo Beuk, ma bravo. No, Fessi no. Onestamente essere Fessi no. Bravo, buongiorno Zegrova. Sapete che assomiglia un po' a Zegrova? Ve l'ho detto in live. Se avete seguito me lo scrivete nei commenti. Somiglia assai per me. Bravo Politano, vai. Vai Fani. Continua, insegui come fa Vergara. Bravo Spina. Bravo Elmas. Fallo su Vergara. Bravo Vergara. Si è arrabbiato Spalletti. Capita di arrabbiarsi. Può capitare. È una questione di comportamenti, delle dinamiche che poi è chiaro, no? Bravo, buongiorno. Non mollate. Milinkovic Vanias. Bravo Zegrov, mamma mia. Ed è finita. Yes.
Signori, vorrei 2500 like, non sono molti, anche perché, e vi volevo far vedere questa cosa, gli abbiamo fatto un culo così proprio gigante, così, e non potevo accettare un altro risultato. Lasciate il like.